Bla bla bla, i-democracy e minori, il progetto ideato e realizzato da Adriana Sartore nella scuola primaria della direzione didattica di Cassola, ha ricevuto il premio Global Junior Challenge della categoria ragazzi fino a 10 anni. La premiazione è avvenuta il giorno 9 ottobre a Roma in Campidoglio, nella sala Giulio Cesare. Il progetto Bla Bla Bla, i-democracy e minori è un progetto ludico-educativo sostenuto e promosso dal Consiglio regionale del Veneto nell'ambito di Civil Life, la cittadinanza attiva cresce a scuola. I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria hanno utilizzato il linguaggio creativo e strategico del cartone animato digitale come forma di comunicazione facilitante per promuovere una riflessione sull'uso intelligente e responsabile dei nuovi media e la partecipazione alla vita civile. Utilizzare uno strumento di comunicazione giovane. Ecco l'idea di realizzare un cartone animato digitale, uno strumento immediato e di buon impatto, molto comune nel gergo giovanile, con il quale i ragazzi danno voce alle loro idee. L'obiettivo del progetto è quello di affrontare il tema della multimedialità, rendendo i ragazzi protagonisti attivi e capaci di appropriarsi dei diversi codici espressivi. Il Global Junior Challenger è un concorso internazionale promosso dalla città di Roma e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione. È organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale, presieduta dall'illustre professor Tullio De Mauro. Nato nel 2000 per promuovere una società della conoscenza inclusiva, è un'occasione unica per riflettere sull'importanza delle sfide poste dall'educazione per il XXI secolo e sul ruolo delle tecnologie per l'integrazione sociale, lo sviluppo e l'abbattimento della povertà nel mondo. I progetti finalisti sono stati presentati il 7 e l'8 ottobre nello spazio espositivo allestito presso la scuola romana ITIS Galileo Galilei, mentre in Aula Magna la conferenza internazionale Social Innovation for a Better World in Our Time, dedicata all'innovazione sociale, ha affrontato la questione da un punto di vista accademico, pratico e politico e ha dato indicazioni sulle nuove soluzioni per promuovere l'innovazione sociale su scala globale.